Assessore, abbiamo ricordato l'esercito di pace oggi, una scelta, un'intuizione della Regione Veneto quella di aprire gli ospedali, oggi avete celebrato tutti i sanitari e tutti i volontari di protezione civile. Beh sì, è stato un lavoro di squadra, io faccio sempre questa similitudine militare, le guerre contro il nemico, in questo caso rappresentato dal virus, si fanno con le truppe d'assalto, in questo caso le truppe d'assalto erano rappresentate da tutto il mondo della sanità, quindi medici, infermieri, operatori sociosanitari, anche gli amministrativi, insomma tutto il mondo della sanità, ma dietro c'erano i reggimenti logistici rappresentati dai volontari della protezione civile, che si sono distinti per aver regalato alla collettività 241.000 giornate uomo a titolo gratuito, e fra le varie attività che hanno svolto c'è stata anche la riapertura di 6 ospedali dismessi che hanno garantito alla sanità quasi 900 posti letto in più, che purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista da come la vogliamo vedere, sono stati utilizzati. Che cosa vuole dire quindi a tutti i suoi volontari? Ai nostri volontari credo che vada il più grande ringraziamento. Oggi c'è uno striscione appeso all'ospedale fatto dai sanitari che ringraziano la protezione civile, credo che questo sia veramente il massimo che possano avere, visto e considerato che gli uomini e le donne della protezione civile si accontentano sempre di un grazie. Per loro la più grande soddisfazione è un grazie da parte di chi è stato aiutato da loro, per cui veramente una bella sorpresa quella di trovare questo striscione, e direi che 10 giorni fa è stato qui il capo dipartimento della protezione civile in Veneto e ha ribadito che il mondo della protezione civile del Veneto è un'eccellenza in Italia, e da qui partono le buone pratiche e vengono esportate anche in altre parti d'Italia, quindi vuol dire che il nostro sistema funziona molto bene, e questo grazie soprattutto ai volontari e alle volontarie della protezione civile. Direttore, oggi non si parla di chiusura del Guicciardini ma di sospensione dell'attività del Guicciardini. Che cosa vuole dire tutto il personale sanitario dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, i volontari, le persone che hanno creduto in questa avventura del contrasto al Covid? Intanto devo ringraziare tutti, iniziando dalla protezione civile, dalla regione, l'assessore Bottacin che ci ha dato la possibilità di aprire questo, il sindaco che ci ha supportato e naturalmente tutto il personale sanitario, la dottoressa Paiusco, ai suoi collaboratori. È chiaro, qui per un discorso di struttura non potremo certamente fare dei posti letto, però sicuramente si può vedere una struttura ambulatoriale, magari parlando con il sindaco, parlando con la conferenza dei sindaci, poter arrivare a creare una struttura poliambulatoriale che potrebbe servire comunque tutta questa area. Quindi possiamo rassicurare i valdobbiadenesi, questo ospedale darà ancora un contributo alla Regione Veneto e all'ULSS 2 Marca Trevigiana? Sì, assolutamente sì, anche perché la posizione è fantastica e contemporaneamente, devo dire, hanno dimostrato l'amministrazione, la protezione civile, un amore veramente profondo verso la sanità e verso anche le persone che abbiamo ricoverato in questo ospedale. Sappiamo che non dipende solo da lei, ma possiamo fare una promessa ai valdobbiadenesi che questo ospedale non chiuderà definitivamente? La promessa sicuramente è quella che faremo di tutto perché la struttura continui ad essere utilizzata, perché non è una richiesta insensata, utopica, ma è una richiesta anche conseguente a tutto quello che è stato fatto in questo periodo. Ma sono centinaia le persone che sono state ricoverate per Covid qui e che hanno avuto la vita salvata. Sicuramente merito delle persone, ma merito anche della struttura. Insomma, questo fa sì che noi continueremo a impegnarci senza grandi polemiche, senza atteggiamenti eccessivi, ma con la concretezza di volere qualcosa che è giusto, che non solo la nostra comunità ma il nostro territorio abbia. In questo rassicuro che ci impegneremo fino all'ultimo giorno come abbiamo fatto in questi anni. Sofia, hai commosso tutti raccontando la tua esperienza, raccontando l'esperienza di tutte le giovani neolaureati, dei medici e degli operatori sociosanitari impegnati in questa avventura al Guicciardini. Che cosa vuoi dire a questa comunità e a tutte le persone che ti hanno accompagnato in questa storia? Beh, sicuramente è stata un'esperienza unica, come ho già appunto detto, ed irripetibile, e questo è stato grazie sicuramente al gruppo che abbiamo creato, alle colleghe, perché abbiamo legato fin da subito questi appunto sguardi che ci scambiavamo di conforto, soprattutto all'inizio, perché noi siamo tutte neolaureate, quindi non è stato semplice, però veramente se tornassi indietro direi sì un'altra volta.
Ecco, cosa vuol dire ridare il sorriso a una famiglia che riesce a riaccogliere un vostro paziente a casa dopo il coronavirus? Beh, sicuramente è una bella soddisfazione, perché comunque noi c'eravamo quando i parenti non potevano esserci, insomma, noi eravamo lì al posto loro, potevamo dare una parola di conforto, dare una carezza, dare una parola, e quindi è stato molto, molto bello e molto anche soddisfacente, insomma, come anche prima esperienza che abbiamo fatto, ecco. È una cosa che comunque ti porti nel cuore per sempre. Diciamo che questa è stata un po' particolare, perché comunque abbiamo avuto modo di lavorare anche con colleghe giovani come noi, e quindi come dire, essere di conforto anche dei pazienti, con appunto uno sguardo, una stretta di mano che magari il parente non poteva dare, ma soprattutto una cosa che avevamo anche in reparto era anche il tablet. E quindi il discorso che noi potevamo esserci vicino a loro e fare da tramite appunto con le famiglie, e questo ci dava molta soddisfazione, perché si vedeva proprio la gratitudine nei loro occhi.